Tutte le strade partono da Pordenone, Real Fabbrica di Roma. O almeno così partono le strade di Pordenone e Real Fabbrica di Roma, per l'appunto. Formazioni che vediamo ora dietro alle porte degli spogliatoi del Palaflora, pronte a scendere in campo per questa prima di campionato di Serie A2 Elite. Il Pordenone ha la sua terza stagione in Serie A2 Elite contro la matricola terribile, pronta a stupire dopo un campionato senza freni nella scorsa Serie A2. Formazioni che scendono in campo ora sulle note del lino della divisione. Diamo velocemente lettura delle formazioni, cominciando dai padroni di casa del Pordenone, che si schiereranno con Vascello fra i pali, e dopodiché abbiamo con il numero 4 Enrico Zanolin, con il numero 5 Edoardo Della Bianca, con il numero 6 Roch Grgel, con il numero 7 Matteo Bortolin, con il numero 8 Cristian Florio, con il numero 9 Jean Koren, con il numero 10 Thomas Minatel, con il numero 11 Tilen Stendler, con il numero 17 Filippo Morson, con il numero 20 Nicola Bigaran, numero 21 secondo portiere Matteo Catto. Per quanto riguarda il Real Fabbrica di Roma invece abbiamo fra i pali Antonini Flavio con il numero 1, con il numero 3 Simone De Felice, con il numero 7 Giordano Sbarra, con il numero 9 Matteo Nunzi, con il numero 10 Ramon Rabello Tubau, con il numero 12 Angelo Giove, con il numero 15 Michel Jonathan Gross de Betio, con il numero 16 Mattia Triglia, con il numero 20 Giovanni Martinez, con il numero 21 Davide Stentella, con il numero 22 Marco Relandini, con il numero 23 Santiago Eredia Giacalone. Allenatore per il Real Fabbrica di Roma Luca Lucchetti, non l'avevamo detto, per il Pordenone Marco Orvatin, confermato alla guida del Pordenone. Dirigeranno l'incontro, questo primo incontro della Serie A2 Elite, il duo sardo composto da Andrea Frau di Carbonia e Andrea Dessi di Oristano, cronometrista Luca Finotti di Rovigo. Sorteggio effettuato, formazioni che hanno preso possesso delle rispettive panchine, foto di rito per quanto riguarda il Pordenone, inquadrato in questo momento invece Real Fabbrica di Roma, che è pronto a vendere cara la pelle o a stupire. Vedremo in questa partita dalle 1000 incognite che proverò a raccontarvi qui dal Palaflora, io Stefano Crocicchia. Pordenone che partirà sulla base dei quintetti che sono stati comunicati con Marco Vascello fra i pali, centrale Roch Grgel, quindi laterali Tilen Stendler e Thomas Minatel, pivot Matteo Bortolin. Per quanto riguarda il Real Fabbrica di Roma invece avremo Relandini fra i pali, davanti a lui De Betio come centrale, quindi laterali De Felice e Martinez, come pivot bomber Mattia Triglia, capocannoniere della scorsa stagione con 25 reti. Tutto pronto, pochi istanti, primo arbitro scambia le ultime due parole con Mister Vatin. Parte intanto il tifo del Pordenone, come sempre piuttosto concitato nelle partite chiaramente in casa. Tutto pronto per gli arbitri. Confermiamo intanto i quintetti che ci sono stati comunicati. Consulto fra gli arbitri, si chiede la chiusura della porta dello spogliatoio che conduce allo spogliatoio del Real Fabbrica di Roma. E siamo partiti, è cominciato ufficialmente il campionato 2005-2026 del Pordenone e del Real Fabbrica di Roma. La Fabbrica di Roma che ora prova a impostare con De Felice che lancia in avanti Triglia che resiste all'affondo di Stendler, tiene ancora palla, poi è lo stesso Stendler a consegnarla in fallo laterale, rimessa di cui si occuperà Giovanni Martinez, il numero 20. Palla indietro per De Betio ancora per, scusate, non era ancora per Martinez ma era per De Felice. Ora la palla Martinez al limite dell'area, ha cercato l'assist per Triglia, anticipato in fallo laterale, anzi in calcio d'angolo
dalla difesa del Pordenone. No, avevamo visto correttamente, fallo laterale. Martinez alla battuta, palla al centro, libera Roc Grzelli. 43 anni, ritornato a Pordenone quest'estate dopo una pausa di un anno. Ora De Felice da lontano, facile la presa a terra per Vascello, che ora riparte da Stendler. Stendler temporeggia, quindi allarga per Minatel. Ora Grzelli sul tentativo di pressione di De Betio, riuscito perché l'impostazione è errata, quindi si ripartirà con una rimessa dal settore avanzato a sinistra di Martinez. Per De Betio, siamo in un fazzoletto, riparte il Pordenone con qui Minatel, poi Grzelli, non riesce l'appoggio a Bortolin, la rimessa sarà ancora del Real Fabbrica di Roma, anzi no, del Pordenone. Quindi Minatel per Grzelli, largo per Stendler sulla pressione di De Felice, riparte da Vascello che lancia lungo alla ricerca di Minatel, prende la traversa, sorpreso qui Relandini. Per fortuna del Real Fabbrica di Roma la palla si è stampata sul palo più alto. Ora di nuovo Vascello ci prova lungo, non ha più quest'anno Vascello Bomber Grigolon, con cui c'era una grandissima intesa sui lanci lunghi. Vedremo se l'intesa si ripeterà con qualche altro compagno. Pordenone che si è quindi separato dal suo capocannoniere della scorsa stagione, Matteo Grigolon, con 22 reti, passato ai cugini, tra virgolette, del Macamprata. Mentre il Real Fabbrica di Roma ha confermato il suo principale marcatore lo scorso anno nella grandissima cavalcata con 18 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte in Serie A2, ovvero Matteo Triglia, autore di 25 reti. Ora rimessa in zona offensiva per il Pordenone con Roc Grzelli, quindi Minatel, Stendler contro De Felice, prova la conclusione alta, fuori. Si ripartirà da una rimessa di Relandini. Quindi il lancio lungo alla ricerca di Triglia, anticipato. Ora la palla al Pordenone con Stendler sulla pressione di Triglia, riesce a servire Minatel largo a destra, prova subito il vantaggio del Pordenone quando siamo a 1:53 trascorsi. Pordenone in ripartenza riesce a infilare l'1-0 con Minatel. Bravo qui Tilen Stendler ad aprire per Minatel largo sulla destra, che non ci ha pensato 2 volte a correre verso la porta di Relandini e a infilarlo sull'uscita bassa. Pordenone sornione fino a qui. Era il secondo tentativo verso la porta di Relandini, il primo abbondantemente alto da parte di Stendler. Per ora più manovriero il Real Fabbrica di Roma, che però reali pericoli alla porta di Vascello ancora non ne ha portati, ma sono trascorsi solamente poco più di 2 minuti. Qui il lancio per Bortolin, che riesce a tenere la sfera sulla pressione. Quindi palla al numero 16 Triglia, che lotta contro 3 avversari alla peggio, ma la palla rimane comunque del Real Fabbrica, che riparte da Relandini. Relandini per De Felice cerca in avanti Triglia, lo trova ma è costretto a fare i conti con Grzelli. Quindi Stendler fa ripartire il Pordenone, palla a Bortolin, lascia correre l'arbitro, il possesso è sempre del Pordenone. Minatel ancora per Grzelli, si chiude il triangolo, qui il fallo non ravvisato da parte dell'arbitro di De Felice su Grzelli. Si riparte appunto da una rimessa. De Felice di nuovo per De Betio a destra sulla pressione degli avversari del Pordenone, quindi cambio di gioco, palla in avanti Triglia solissimo davanti a Vascello, che però è bravo a dire di no. Bravo Vascello a dire di no in uscita a croce, quindi in questo caso abbiamo visto una palla in avanti di Minatel per dove non ci sono avversari. Nel frattempo cambia 2 uomini il Pordenone, sono entrati Coren e Della Bianca. Coren che ora si appresta a battere la rimessa proprio per Della Bianca, subito in gioco i nuovi entrati. Minatel sulla destra cerca di restituirla al centro a Della Bianca, capisce tutto Triglia che prova a lanciare De Betio, conclusione defilata quella di De Betio, ma
comunque pericolosa. Bravo Vascello ad allargare il braccio quanto basta e a deviare la sfera in calcio d'angolo. Subito battuto, arriva De Felice, alta la sua conclusione. Si ripartirà con una rimessa dal fondo per Marco Vascello, chiama lo schema con Bortolin ed è proprio così, lancio lungo, non ce la fa Bortolin, in anticipo il numero 15, però ancora Pordenone davanti. Era stato bravo qui il Pordenone a capitalizzare un rimpallo sull'uscita in anticipo di De Bettio, quindi Bortolin ha provato a servire in area Minatel, si è opposto Relandini. Sarà corner adesso, già battuto, sempre Bortolin e Minatel protagonisti in questa fase qua, ma la palla è del Real Fabbrica di Roma. De Felice per la rimessa dei viterbesi, quindi in avanti per Triglia, fa sportellate con Della Bianca, fallosamente secondo l'arbitro, fallo in attacco da parte di Triglia, primo fallo di questo incontro quando sono trascorsi 3 minuti e 51 secondi. Ora in cerca lungo Bortolin, è in anticipo però De Bettio, quindi De Felice verso Triglia, chiuso in fallo laterale. Sarà proprio il pivot a battere la rimessa, chiama lo schema, si avvicina De Bettio, allarga per De Felice in avanti per il numero 20 Martinez, anticipato da Della Bianca. Ora Triglia prova a girarsi, cerca l'appoggio indietro per De Felice, non trova compagni, è costretto a retrocedere fino a Relandini. Efficace qui il pressing del Pordenone. Relandini che rilancia la ricerca di Triglia, di testa Della Bianca si abbassa e consegna la sfera in fallo laterale. Ora Triglia, spalle alla porta, appoggia per il numero 20 Martinez, chiuso in fallo laterale dal Pordenone. Ancora Real Fabbrica a manovrare, sicuramente superiore alla Fabbrica di Roma nel possesso palla in questa prima fase di incontro, quando siamo quasi a un quarto della prima frazione. Ora Vascello qui prova, esce dai pali, lancia lungo dove però non c'è nessuno. In svantaggio quindi al momento della Fabbrica di Roma per un'incursione in contropiede del Pordenone con Minatel su apertura di Stendler. Nulla di fatto anche in questa azione per la Fabbrica di Roma, che deve cercare più lucidità davanti se vuole provare a impensierire davvero Vascello, sicuramente uno dei migliori interpreti fra i pali di questa categoria. Ora Florio al debutto con il Pordenone, lui che è arrivato quest'estate dalle Eagles di Cividale, formazione che milita in Serie B friulana. Ora la Fabbrica di Roma ancora in avanti, ha cambiato gli uomini anche Lucchetti. Appena avremo il tempo di leggere i nomi, non conoscendoli potremo anche comunicarvi chi sono. Sono Eredia, il numero 23, anzi è solo Eredia in questo momento qua il numero 23, ed è lui ora che prova ad andare a centro area sulla rimessa di Martinez, che invece cerca Triglia, la cui conclusione non è esattamente precisa. Ora Marco Vascello cerca la sfera lunga per Florio, che riesce in qualche maniera a contrastare De Bettio. Ora Pordenone con Grgeli, Koren in avanti per Stendler, sono rientrati nel frattempo i due sloveni. Ora sbaglia l'appoggio Koren per De Bettio, anticipato bene qui da Florio, che prova a rilanciare in avanti per evitare ogni pericolo. Nerovedi a trazione slovena in questo momento con 3 giocatori della nazione del Tricorno. Fallo qui del Pordenone con Stendler che porta in parità il conteggio dei falli, 1-1. Stentella appena entrato in campo anche lui per il Real Fabbrica di Roma.
assieme a Tubau. No, scusate, siamo confusi, era sempre Martinez il numero 20. Intanto qui prima ammonizione dell'incontro a 6:22. Cartellino giallo per il numero 23 Heredia. Riprende fiato il Pordenone. Sarà proprio Stender a battere questa rimessa. Vediamo se poi si cercherà lo scambio, se andrà verso la porta. Nessuna delle due di preciso. La sfera è sporcata da Gergely, però finisce poi sul fondo, dove Relandini fa ripartire l'azione con qualche apprensione, qualche difficoltà qua per il Real Fabrica di Roma. Corre sulla sinistra, adesso avanza il Pordenone che ha cercato di... e qui abbiamo il raddoppio del Pordenone. Un colpo di testa fortunoso, possiamo dirlo, da parte di Bortolin su una conclusione di Koren che Relandini si è visto sbucare all'ultimo. La palla è arrivata proprio sulla testa di Bortolin che, rapace, non ci ha pensato due volte a infilare la sfera alle sue spalle. 6:36, 2-0 per il Pordenone. Dopo Minatel a tabellino anche Bortolin. Vedremo ora come proverà a impostare la rimonta, tentativo di rimonta della Fabbrica di Roma, squadra che, lo ricordiamo, non perde dalla stagione 23-24 in occasione dei play-out di Serie A2 con l'Aosta, play-out persi poi, dopodiché fu ripescaggio, e dopo il ripescaggio fu tutta un'altra storia. Nella scorsa stagione, l'abbiamo detto poco fa, 18 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte, campionato stravinto e ambizioni rilanciate per questa categoria, la Serie A2 Elite. Ora ha preso coraggio il Pordenone, sicuramente dopo una prima fase di maggior pressione da parte della Real Fabbrica di Roma. Ora sta credendo nei propri mezzi il Pordenone, che comunque è al terzo anno in Serie A2 Elite. Al primo anno, lo ricordiamo, finale playoff persa contro il Manfredonia. Intanto avanza qui la Fabbrica di Roma, tiro di Triglia bloccato in due tempi da Marco Vascello, che rilancia subito Gergely. Elegante lo stop, ma capisce tutto il numero 21 Stentella, che deposita la sfera in fallo laterale. La Fabbrica di Roma che dopo 7 minuti e 37 ha cambiato 2 dei suoi effettivi. Al momento sono ancora per metà gli uomini di movimento partiti fin dall'inizio. Stender contro il numero 23 Heredia. Ora Minatel cerca la conclusione, sporcata da Triglia e finisce in fallo laterale. Alla rimessa Gergely. Indietro per Stender che prova la botta, palla deviata, sarà calcio d'angolo nuovamente. Ha perso un po' di fiducia in queste fasi di gioco il Real Fabbrica di Roma, dopo aver tanto macinato senza però accumulare grandi occasioni, se non lo ricordiamo in occasione della parata di Vascello a 2,58 su Triglia. Ora ancora Pordenone in avanti, un po' confusamente. Prova a ripartire il Real Fabbrica di Roma, prova a ripartire con il numero 21 Stentella, che cincischia un po' troppo e alla fine è costretto a retrocedere e a far ripartire la Fabbrica di Roma. Qui il rilancio di Relandini finisce sui
sul soffitto del Palaflora. Sarà quindi una rimessa in gioco da parte del Pordenone. Effettua Minatel per Della Bianca, nel frattempo rientrato in gioco Stendler sulla sinistra contro Heredia, la dà a Florio che spalle alla porta, cerca nuovamente l'appoggio per Stendler che si è fatto male nel frattempo, probabilmente ha messo male il piede. Arriva in suo soccorso Capitan Vascello, si rialza però Tilen Stendler, continua a rimanere in campo, un problema alla caviglia, preferisce farlo uscire e rifiatare adesso Mr. Vatin, al suo posto il connazionale Koren. Nel frattempo procedono le operazioni di asciugatura del parquet nella zona in cui lo stesso Stendler era caduto. Parte dal basso il Real Fabbrica di Roma, cercando però poi l'allungo verso Heredia, anticipato da Della Bianca. Messa laterale qui, battuta fallo, in questo caso su Nunzi, da poco entrato in campo. 3-2 quindi il conto dei falli, 3 del Pordenone, 2 del Real Fabbrica, quando sono trascorsi 8 minuti e 36 secondi dall'inizio di questo incontro. Ricordiamo il parziale di 2-0, quello lo potete vedere. Non potete vedere però i marcatori, che sono stati Minatel e Bortolin. Un solo cartellino giallo finora al numero 23 del Real Fabbrica di Roma, Heredia. Real Fabbrica che ora con Nunzi batte una punizione. Non era Nunzi è andato al tiro. Poi la corta, la respinta di Vascello, che è bravo però a chiudere su Heredia. Ora ancora Heredia contro Della Bianca, la palla indietro al numero 3 De Felice. Heredia cerca Nunzi, pressato però da Koren, riescono a uscire i giocatori in maglia amaranto. Fuori però la conclusione di Nunzi dopo questo bel triangolo con De Felice. Altri cambi per la formazione viterbese. È entrato il numero 7 Sbarra. Nunzi che chiude il triangolo con Stentella, pressato però da Florio con fisicità. Ora Della Bianca, Martinel in avanti per Florio, sulla corsia di destra l'intervento in scivolata di Nunzi, chiede il fallo. Florio non ha dello stesso avviso il signor Andrea Frau di Carbonia, che lascia correre pulito secondo il suo giudizio l'intervento del numero 9 Nunzi. Rimessa per il Pordenone con Minatel, anzi no, Della Bianca, chiuso il suo tentativo di servire al centro i compagni. Minatel, Della Bianca, la conclusione improvvisa, bravissimo Relandini a pulire il proprio specchio con un tuffo. Ora dopo il corner un tentativo piuttosto pretenzioso da parte di Koren. Ora Pordenone in avanti con Florio che si appoggia un po' troppo su Stentella, ravvisato la quarta infrazione per il Pordenone quando non è ancora trascorsa metà della frazione. 9:36 sul cronometro trascorsi, 10:22 in questo momento mancano. Pordenone già a quota 4 falli, richiama la calma infatti Mr. Vatin. Intanto Minatel in avanti, chiuso, e riparte Triglia contro Della Bianca, cerca la conclusione ma è bravo il numero 5 del Pordenone a opporglisi strenuamente. Ora lo stesso Triglia rimette in gioco
per De Betio quindi per Sbarra contro Minatel, prova ad andare avanti, arriva il raddoppio del Pordenone, fallo in attacco però di Sbarra che si appende all'avversario. Può ripartire quindi il Pordenone con Corren per Bortolin, gli soffia la sfera il numero 9 Nunzi, la dà Sbarra, quindi appoggia indietro per De Betio per Triglia contro Grosjean, fermato poi da Triglia, si gioca ancora con Nunzi per Triglia nuovamente, sbagliato qua il passaggio per Sbarra, riesce però De Betio a rimpallare Bortolin, poi la conclusione deviata in corner, poteva essere un'occasione realmente pericolosa in questo caso. Corner che sarà battuto da Sbarra. Palla larga verso porta, non potente ma insidioso questo tentativo di Nunzi che rimbalza davanti a Vascello, che smanaccia in fallo laterale in questo caso. Stesso copione dalla distanza De Betio, qui il tentativo sotto misura di Triglia, capisce tutto Vascello che prova a lanciare Bortolin. Sfera che resta in possesso del Real Fabbrica di Roma. Sbarra contro Della Bianca, si allarga Sbarra, cerca l'appoggio su De Betio quindi allarga, chiuso il Real Fabbrica di Roma con Nunzi qui da Bortolin. Si ripartirà da De Betio in rimessa laterale quando è trascorsa la metà della prima frazione, 11:03 in questo momento. Ricordiamo le reti di Minatel e Bortolin a fissare il parziale sul 2-0 per il Pordenone. Pordenone che resta in avanti, anche se la rimessa è del Real Fabbrica. Ora è fuori dai pali dei Landini, non ne approfitta Corren, bravo Triglia a chiuderlo sul possibile tentativo a porta sguarnita. Ancora Pordenone però in avanti, qui è il numero, attenzione, proteste del Pordenone, ha ravvisato una simulazione invece da parte di Gergele. Fallo di seconda, quindi chiaramente non entra nel computo dei 5 falli, anzi sì, entra nel computo dei 5 falli. Inizialmente sembrava che l'arbitro non avesse ravvisato, no, è andato ad avvertire quale giocatore fosse ammonito, avevamo visto giustamente, non entrava nel computo, quindi ammonito a 11:26 Gergele per simulazione. Ed arriva qui il quinto fallo del Pordenone, 8:28 alla conclusione della prima frazione. Ha suonato la sirena per il quinto fallo del Pordenone. Saranno 8 minuti e 28 secondi non particolarmente facili in questo, possiamo presumere, per il Pordenone, che dovrà evitare di commettere ulteriori falli se non vuole concedere un tiro libero. Vedremo quale soluzione cercherà di attuare mister Vatin. Qui Bortolin riesce a sfuggire a De Betio, non però al sopraggiungere di Sbarra che allarga per Triglia, che ha cambiato fronte, più impegnato a sinistra, l'abbiamo visto in questa prima fase di gara, ora addirittura fa l'ultimo, cerca però in avanti il numero 23, scusate, il numero 20 Martinez, che dice ora a Sbarra di andare avanti. Una prima fase di gioco, lo dicevamo, in cui il Real Fabbrica ha cercato di impostare di più, poi è uscito il cinismo del Pordenone, che su due ripartenze, su una ripartenza e poi su un episodio, è riuscito a portarsi avanti di 2, e a quel punto il Real Fabbrica ha un po' accusato il colpo, e ora vediamo una partita equilibratissima, con forse più Pordenone in realtà in queste ultime battute, che ai punti ha sicuramente macinato più occasioni, come in questo caso.
Corner di Stendler, all'indietro per Minatel, prova a fermarlo Triglia, non è così. Ancora Pordenone in avanti, no, la rimessa è del Real Fabrica. Battuta da Sbarra, indietro per De Betio, ancora Sbarra, è pressato però da Stendler, è costretto all'errore. Temporeggia il Pordenone, rifiata. Nel frattempo entra Morson, uno dei giovani del vivaio del Pordenone, 18 anni, classe 2007. L'abbiamo visto ben figurare in Coppa Divisione, ora vedremo alla sua prima in campionato. Ed è bravo qui a chiudere proprio su Sbarra. Stendler in avanti, trattenuto dal numero 7. Fallo tattico, quarta infrazione del Real Fabrica di Roma. Siamo già ripartiti con Stendler contro De Betio. Stendler contrastato, riesce a mantenere la sfera girandosi, poi un Mani che l'arbitro ravvisa in area del numero 20 Martinez. Sarà rigore per il Pordenone, che avrà così l'opportunità di portarsi sul 3-0. Nel frattempo non sento più il ritorno in cuffia. Ok, mi dicono che comunque comunque sono sentito. In caso segnalateci nei commenti eventuali errori. Bortolin alla battuta. Bortolin che riesce a finalizzare. 3-0 del Pordenone. Doppietta quindi per Matteo Bortolin, che al momento si sta ben addossando l'eredità di un giocatore come Matteo Grigolon. Seconda marcatura nell'ambito dell'incontro. (3-0) Pordenone, quindi ci aveva provato Relandini a fermare il numero 7 la battuta del numero 7 del Pordenone, che però era troppo potente. Vana quindi l'opposizione del portiere classe 2001. Ora riparte il Pordenone. Vascello in avanti, cerca Morson, anticipato. Nel frattempo Martinez, il capitano, l'autore del fallo di mano in questo caso qua, si macina il campo in orizzontale, poi scarica su De Betio. De Betio cerca Triglia, ancora De Betio, qui sfugge alla marcatura di Morson. La conclusione però è a lato, seppur di poco. Lungo, rilancia Vascello, controlla Stendler, qui contrastato da De Betio, appoggia per Morson. Il numero 12, parlavamo di giovani a proposito di questo, il più giovane dell'incontro, Angelo Giove, anticipa il tentativo del numero 17 del Pordenone. Angelo Giove classe 2008, tutta la trafila nel vivaio della Real Fabrica di Roma. Sicuramente una delle principali promesse del team viterbese. Tanto operano senza sosta gli spazzoloni per asciugare le chiazze di sudore, che sul parquet sappiamo benissimo essere pericolosissime. Tanto batterà la rimessa Stendler. Indietro per Minatel contro Giove, riesce a tenere il possesso il neroverde, quindi palla in avanti, deviata però da Gergely. Riparte il Real Fabrica con Martinez anticipato da Minatel, che poi scivola, però c'è anche un contrasto probabilmente fortuito di Minatel con Martinez. Ora Giove, gli sfugge la sfera nel possesso. Sarà rimessa per il Pordenone, deve mettere a posto l'idea del Real Fabrica di Roma, che ribadiamo è partito con un pressing deciso, salvo poi mollare la presa man mano che il Pordenone di esperienza e con un pizzico di fortuna che qui però non c'è stata su quello che poteva essere il poker da parte proprio di Morson.
Siamo a 13:01, il parziale di 3-0. Rimessa per Minatel. Cerca di scodellare a centro area, rasoterra, c'è però l'opposizione di Giove. Ancora Minatel verso il centro, si pensa in questo caso il numero 3 De Felice, poi dopo si avvicina il Real Fabbrica di Roma con una gran conclusione di Triglia. Aveva chiuso con 25 reti la passata stagione, ricomincia quella attuale con una. Accorcia quindi il Real Fabbrica di Roma. Avevamo detto doveva mettere a posto le idee, ora le idee affiorano fra i piedi del suo uomo più atteso, il numero 16, che accorcia le distanze. 3-1 dunque il parziale quando mancano 5:40 al termine della prima frazione. Aveva colto un po' impreparati la conclusione, il gol di Triglia in ripartenza. È riuscito qui la Fabbrica di Roma in quello che fino ad ora in questo match aveva fatto la fortuna del Pordenone, ovvero la ripartenza e il colpo inaspettato. Vascello qui cerca lungo, Bortolin troppo lungo, direttamente sull'omologo Relandini. Qui poi plastico, Vascello salva dal calcio d'angolo sulla deviazione di Della Bianca. Rilancia lungo per Bortolin che cerca proprio l'arrivo, l'appoggio per Della Bianca, che è l'ultimo a toccare nel contrasto con De Felice. Il numero 3 a battere la rimessa per Martinez, quindi Triglia chiuso in rimessa laterale da Koren. Ricordiamo il Pordenone ha 5 falli, 4 ne ha fatti Real Fabbrica, per cui il Pordenone deve contrastare gli avversari senza commettere fallo. Ora la conclusione di Giove ribattuta da Della Bianca, quindi il palo di Triglia a 15 e 13. Ci crede ora Real Fabbrica di Roma. Bravo qui Vascello su Triglia. Ancora il numero 16 a cercare la porta del numero 1 neroverde. Ancora un corner di Martinez intercettato qui da Bortolin, che prova a mandare in avanti la sfera dove c'è solo Relandini, però Relandini quindi per Triglia, sbagliato il passaggio, chiede scusa l'estremo, le accetta Triglia. Scorrono i secondi, ci mancano 4:30. Della Bianca in avanti ancora una volta dove non c'è nessuno. Rallentano ora un po' i ritmi. Qui la sfera esce la rimessa del Pordenone, però era già uscita la battuta, infatti Minatel. Koren contrastato da Giove, che deposita in fallo laterale. Koren lungo per Della Bianca, ed Della Bianca chiuso in corner dal rientro di Martinez, Capitan Martinez. Corner di Bortolin che cerca centro area Koren, ma il primo ad arrivare è Giove. Chiamato qui il time out da Mr. Vatin. Rifiatano le squadre, rifiatiamo anche noi nel frattempo. Una prima di campionato qui a Pallafrola che per il momento vede il cinismo del Pordenone prevalere sulle idee un po' confusionarie del Real Fabbrica di Roma. La matricola che non perde dal 4 maggio 2024.
al momento è in svantaggio di 2 reti. Vediamo quale soluzioni tirerà fuori mister Vatin per evitare di concedere il tiro libero quando mancano 4:09 e il risultato è sul 3-1 per quanto riguarda il parziale, ma sul 5-4 per quanto riguarda i falli, dove il 5 è quello del Pordenone. Si riparte da una rimessa laterale per Bortolin, ancora ribattuta, ora è Della Bianca a provare a mettere al centro, la palla sfila a pochi centimetri dai talloni di Stendler e finisce poi in fallo laterale. Si allarga Relandini per prendere la sfera, Melatà, la palla è lunga verso Triglia che di spalla cerca la porta di Vascello, largo, quello che poi mette un tentativo di stop ma è riuscito. Nel frattempo si ripete alla stessa maniera Bortolin sui fronti opposti e riparte Relandini con Martinez, poi De Felice. Si chiude il triangolo, ora Martinez a Praterie davanti. Praterie, se fossimo sull'erba, ovviamente abbiamo le doghe del parquet qua. Nulla di fatto ancora. Pordenone fa scorrere i secondi, ora Stendler temporeggia, poi manda in avanti per Bortolin che spalle la porta, cerca il controllo, è chiuso dal raddoppio di Triglia che ora è a sua volta raddoppiato e Bortolin gli soffia nuovamente la sfera. De Felice però qui invece rimpallo, tentativo, c'era Martinez liberissimo sulla destra, invece ha cercato la soluzione personale De Felice trovando l'incrocio dei pali. Ancora Real Fabbrica di Roma in avanti, 3:28 al termine di questa prima fazione. Martinez alla battuta, cerca Triglia che retrocede, Triglia contro Stendler, palla a De Felice. De Felice quindi per il numero 10 Tubau, quindi Triglia contro Stendler. Martinez anticipato da Koren che rilancia dove non c'è nessuno se non Relandini e De Felice, che a sua volta è chiuso in fallo laterale da Bortolin. Martinez qui cerca Triglia ma trova solo Stendler, quindi Koren per Bortolin indietro per Stendler, fa passare i secondi qua il Pordenone, non può rischiare di dover commettere un fallo. Bortolin spalle alla porta, contestato da De Felice, ancora Gergeli. Non mancano di certo gli uomini che sanno tenere palla per il Pordenone. Ora il triangolo tra Bortolin e Koren, la conclusione provvidenziale, la scivolata di Martinez. Provvidenziale la scivolata di Martinez che in precedenza a 12:52 aveva commesso il Mani che era valso il rigore al Pordenone, quindi il 3-0. Poi alleviato parzialmente, almeno al momento, dal 3-1 di Triglia. Ricordiamo quindi i marcatori, oltre a Bortolin su rigore a 12:52 e a Triglia, come abbiamo detto, a 14:10. Ricordiamo il vantaggio iniziale del Pordenone a 1:53 con Minatel e quindi Bortolin che aveva aperto la propria doppietta personale a 6:36 con un colpo di testa. Ora si impenna la sfera, facile per Relandini che appoggia subito, quindi Martinez prova a uscire, dovrebbe essere il numero 10 quello che ora si è fatto la sfera da Koren che appoggia per Vascello. Stendler contro Tubau, Bortolin di tacco per Stendler, il diagonale a fuori di pochissimo. 2:13 alla conclusione della prima frazione. Ricordiamo, per chi si fosse collegato solo ora, che il Pordenone ha 5 falli sul groppone, 2:07. 5 falli accumulati già quando mancavano 8 minuti e 28. Per il momento sta reggendo
stanno reggendo i nervi del Pordenone, ma sappiamo bene che a noi cronisti spesso tocca il compito di fare quelli che pronunciano le ultime parole famose, per cui ci auguriamo per il Pordenone che non lo siano. Corner intanto per il Real Fabbrica di Roma con Martinez alla battuta, indietro per Triglia, quindi il numero 7 sbarra, Triglia ancora, Triglia contro Gurgel, vince Gurgel che ora è un 2 contro 1, Bortolin contro Sbarra, duello fra numeri 7, lo porta fuori Sbarra, poi Bortolin continua a tenere la sfera, è costretto a cedere solo dopo il subentrare di Triglia, ma la sfera è ancora nero-verde, 1,40 al termine della prima frazione. Coren alla battuta, cerca Minatel quindi contro Sbarra, vediamo cosa preferisce fare, cerca Bortolin in avanti, trattenuto, chiede Bortolin, di tutt'altro avviso Martinez. Gli arbitri lasciano correre, qui lasciano correre anche su un possibile fallo di Minatel, palla in avanti, Minatel ancora, non controlla bene, era un 2 contro 1, ora un 2 contro 2 in realtà, quindi conviene al Pordenone tenere. Minatel cerca la palla indietro, la consegna a Sbarra, quindi Triglia, gioco di gambe per Martinez che chiama il compagno e appoggia poi a Triglia sul lato opposto. Tentativo in avanti, bloccato da Coren, recupera Gurgel che sulla tre quarti cerca la conclusione di piede, Relandini, poi Coren raccoglie la sfera e la scarica di cattiveria a giro alle spalle di Relandini. 19:05, poker del Pordenone con Coren. Tutto da rifare quindi per il Real Fabbrica di Roma quando mancano 49 secondi e un decimo alla conclusione della prima frazione. Ora Gurgel lascia scorrere i tempi, qua il tacco della Bianca per Minatel, poi è superlativo Relandini che forse sente un pizzico di responsabilità su quella respinta corta in occasione del tiro di Gurgel poco fa, poi nulla poteva fare sulla botta di Coren. Sarà corner per il Pordenone nel frattempo. Gurgel sulla bandierina che nel calcio 5 non c'è, ma sappiamo che è un luogo comune. Ci riprova Coren, chiuso. Coren qui viene frenato la Triglia, il suo tentativo di imbucata. Martinez contro poi Sbarra e Tubau ancora per Sbarra, contrastato da Martinez, mancano 22 secondi e a 22 secondi 19:09 arriva il tiro libero per il Real Fabbrica di Roma su fallo di Minatel. Vedremo chi sarà, anzi lo sappiamo già, è De Felice a battere il tiro libero. Quindi De Felice contro Vascello quando mancano 19 secondi e 9 decimi alla conclusione. Rincorsa lunga per De Felice, deve allargare l'inquadratura il nostro Italo. Provano a gufarla i tifosi del Pordenone. De Felice contro Vascello. Fischio dell'arbitro, parte la rincorsa lunga di De Felice contro Vascello che esce dai pali. 4-2, nulla da fare per Vascello. De Felice a 19 e 41. Firma il 4-2. Di nuovo di 2 gol quindi la forbice, mentre il Pordenone ora controlla.
e lascia scorrere. Avanza Koren ma rallenta 6 secondi, però vediamo se cercherà la conclusione. La recupera Triglia, fallo laterale, però 2 secondi e 6 possiamo considerare ormai per fatto questo parziale di 4-2. Si chiude ora con qualche brivido per il Pordenone, visto che Triglia era solissimo. 4-2 quindi la prima frazione. Ricapitoliamo le reti: a 1,53 pardon, Minatel, raddoppio a 6,36 di Bortolin, lo stesso Bortolin fa 3-0 a 12,52 su rigore, quindi accorcia a 14,10 Triglia con un palo gol per il 3-1. Nuovamente il Pordenone a segno con Koren a 19,05, quindi a 19,41 De Felice su tiro libero sigilla il 4-2 che porta all'intervallo. Noi ci sentiremo fra poco.
Rieccoci collegati dal Palaflora, il parziale lo vedete, così come vedete che sta per iniziare il secondo tempo, 4-2 per il Pordenone contro il Real Fabbrica di Roma. Per chi si fosse collegato solo ora, riepiloghiamo le reti che sono state di Minatella, 1,53 per il Pordenone, raddoppio di Bortolin a 6,36, quindi ancora Bortolin a 12,52 su rigore, fissa il parziale sul 3-0. Dopodiché si sveglia il Real Fabbrica di Roma, che inizialmente aveva provato a pressare il Pordenone con un po' di fantasia ma poca concretezza, e solo a 14-10 è riuscita a infilare la propria prima marcatura in Serie 2 Elite con Triglia. Quindi Koren a 19.05 ha nuovamente allungato la forbice per il Pordenone, prima che De Felice su tiro libero, dopo 8 minuti e 8 secondi trascorsi dal Pordenone con 5 falli sul groppone, quindi a 20 secondi, quindi a 19.40 dal termine della prima frazione, ecco appunto il tiro libero, dicevamo, di De Felice a fissare il 4-2. Ripartito ora l'incontro con il Real Fabbrica di Roma che macina subito in avanti il pallone di De Felice per Martinez. Prima di tutti però arriva Vascello, quindi Stendler, Bortolin che fa sportellate con De Felice, sia lungo il suo stop, recupera la Fabbrica di Roma, ora Minatel sparacchia per liberare la retroguardia neroverde. Dunque mister Vatin che riparte dallo stesso quintetto con cui era partito nella prima frazione, mentre il Real Fabbrica di Roma mentre il Real Fabbrica di Roma riparte anch'esso dal primo quintetto, quindi mister Lucchetti ha fiducia nei suoi 4 uomini, peraltro i più impiegati, ovvero De Betio, De Felice, Triglia e Martinez. Ora Stendler per Grugeli, Minatel cerca in avanti, Bortolin troppo indietro, però era il numero 7. Ora il Real Fabbrica di Roma a cercare in avanti Triglia, anticipato da Grugeli. Rimessa per De Felice che appoggia per De Betio, quindi ancora De Felice che allarga per Martinez contro Minatel, riesce a contrastarlo Minatel aspettando poi che la sfera si chiuda sul fondo, rimane un po' acciaccato Minatel da questo contrasto. Tutto regolare per l'arbitro, si riparte con una rimessa dal fondo per Capitan Marco Vascello, lunga per Bortolin contro De Betio, riesce a portargliela via il numero 15 ospite, quindi Minatel irruento ma efficace su Martinez che resta a terra. La conclusione di Stender poi abbondantemente fuori, lamenta il fallo qui Martinez, non è dello stesso avviso l'arbitro, il signor Andrea Dessi di Oristano, che se non leggiamo male il labiale è andato a dirgli ho deciso così. Quindi sfera restituita alla Fabbrica che riparte da Martinez, proprio l'uomo che fino a un momento fa lamentava il fallo, il capitano. Perde palla su Minatel conclude, aveva Bortolin a destra ma era troppo defilato, ha preferito la soluzione personale e nuovamente a terra intanto Martinez. Si sincera Minatel, c'è qualche crampo ma evidentemente il problema è di altra natura. Lo rialza Triglia, ha sentito tirare, probabilmente si tocca la coscia Capitan Martinez. Diciamo Capitan Martinez ma non vediamo più la fascia, se la sarà fagocitata la manica, lo scopriremo qualora dovesse rientrare in campo. Nel frattempo si riparte proprio dal Real Fabbrica di Roma. De Felice lungo, cerca Triglia, troppo alta. La Fabbrica di Roma De Felice per Redia per De Felice ancora, quindi De Betio contrastato da Bortolin, ancora Redia,
l'unico, ricordiamo, dei giocatori viterbesi ammonito. De Bettia fa sportellate, torna da De Bettia, quindi De Felice per Triglia. Triglia chiuso in fallo laterale, è sua però la rimessa, o meglio della sua squadra. Se ne incaricherà Eredia. Anzi no, è Triglia a battere proprio lui. Quindi De Bettio, largo per De Felice, che ora poi cerca l'imbucata per De Bettio. 4-3, ridotto al minimo il divario. Pregevole qui l'imbucata di De Felice in avanti per il numero 15, che dunque si iscrive a tabellino quando sono trascorsi 2 minuti e 13 secondi dall'inizio di questa ripresa. Ora ci credere, la Fabbrica di Roma pressa il Pordenone, che qui con Minatel è dovuto ricorrere a un rilancio. Ora vediamo se il Pordenone demorderà o se proverà a continuare ad affondare il colpo. Gli uomini di esperienza non gli mancano al Pordenone, così come la verve della gioventù. Gergeli, parlavamo di esperienza, 43 anni, ha deciso di tornare a Pordenone dopo un anno diviso fra le Eagles di Cividale e la Serie A slovena col Bronx. Lui che dopo la finale playoff persa contro il Manfredonia aveva annunciato la separazione dai neroverdi. Ora è tornato dopo un'estate di tanti addii per i neroverdi. Qui Bortolin, bravo Relandini a chiudere sul secondo palo. Sarà ancora Gergeli dalla rimessa, ancora Bortolin a cercare la conclusione più centrale. Facile la presa di Relandini. De Felice in avanti per Eredia, che manca il controllo. Poteva essere un 1 contro 1 con Vascello, seppur da posizione un po' defilata. Si ripartirà proprio da Marco Vascello. Stentella, De Felice, ancora Stentella, ancora De Felice, che stavolta però manda avanti dove non c'è nessuno se non Coren a coprire la presa di Vascello. Lungo quindi per Della Bianca, in proiezione offensiva, si gira. Della Bianca è un giocatore roccioso, ma che ogni tanto ci ha abituato a dei colpi di biliardo. In questo caso qua era centrale la sua conclusione al volo. Quindi Stender, Minatel. Minatel si accentra, la conclusione ribattuta da Eredia. Sarà Stender, eravate la rimessa per il Pordenone. Coren dalla distanza, così come ha colpito nella prima frazione, cerca di colpire anche in questa, alta però la sua conclusione. Ora ancora Della Bianca a mandare in avanti per liberare la retroguardia del Pordenone. Fallo qui, il primo segnalato a Pordenone in questa ripresa. Pordenone che nella prima frazione ne aveva commessi 6, regalando quindi a De Felice la possibilità di andare al tiro libero, che ha chiuso sul 4-2 la prima frazione. Ora lo ribadiamo da poco, De Bettio ha ridotto ai minimi termini la forbice, quindi 4-3 dopo il 4-2 della prima frazione. Ed è proprio De Felice ora a raccogliere fuori la sua conclusione. Vascello lungo, cerca la soluzione su Florio. Florio che si fa anticipare da Stentella e neroverde però la rimessa. Della Bianca indietro per Vascello, che chiama i suoi compagni a salire, li lancia su Florio, lunga la sfera, non ci arriva il numero 8 e copre Relandini la sfera che si deposita sul fondo.
Bernardini lo rimette per Heredia che ha portato su De Felice, quindi il rilancio sul contrasto di Koren. Ritmi blandi in questa fase di gioco, con palle lunghe sia da una parte che dall'altra, poca precisione, probabilmente anche l'inizio stagione che sappiamo essere stata condizionata per certi aspetti dall'inserimento della Coppa Divisione per qualche società piuttosto inaspettato, ma che comunque Pordenone e Real Fabrica hanno saputo giocare nel migliore dei modi, in entrambi i casi vincendo il proprio triangolare. Il Real Fabrica battendo gli Sporting Hornets, che sono una vecchia conoscenza locale, avendo battuto in finale di Coppa Italia il Macam Prata 2 anni fa, ancora in A2. E dicevamo contro gli Sporting Hornets il Real Ciampino, che ora stanno giocando la terza gara del raggruppamento, una gara che però non ha nulla da dare a un triangolare il cui esito è già scritto. Quindi i 16esimi sono già di Coppa Divisione sia il Pordenone che il Real Fabrica. Ora il pari di De Felice su rimessa di Stentella, sorpresi tutti, soprattutto in questo caso Vascello, che non si aspettava una conclusione di questo genere. Quindi cambia il parziale, si riequilibra a 5-23. De Felice colpisce di nuovo, infilando il 4-4. Risultato che in questo momento permetterebbe al Real Fabrica di Roma di proseguire la propria imbattibilità. Vediamo se il Pordenone accuserà il colpo o cercherà invece di rilanciare e tornare a condurre. Vediamo ora la conclusione di Koren, fuori, abbondantemente fuori. Vascello quindi adesso per Koren. Della Bianca, Minatel contrastato da Triglia, vince Triglia il contrasto, che prova a tenere la sfera, e però Florio quindi a recuperarla. Florio per Koren contro De Felice, l'autore poco fa della rete che ha riportato sul 4-4 il parziale. Ora Nunzi sbuca, ma è bravo Della Bianca a coprire, quindi Vascello rilancia dove non c'è nessuno. Prova ad emularlo Relandini, in questo caso qua la sfera è intercettata da Minatel, che ha così anticipato Stentella. Si lamenta in questo caso qua Vascello con i propri compagni. Siamo nella stessa doga che ha permesso poco fa il pareggio del Real Fabrica di Roma. L'autore della rimessa è lo stesso, Stentella. E l'autore del tiro è lo stesso, De Felice, ed è identico l'esito. Ribaltata la partita. Sembrava tutto scritto, un film che si è ripetuto da una posizione diversa. De Felice nuovamente ha brindato al primo vantaggio del Real Fabrica di Roma in Serie A2 Elite. 3 reti in 6 minuti e 49 per il Real Fabrica di Roma in questo inizio ripresa. Un avvio dirompente, così come nel primo tempo aveva provato a mettere subito pressione al Pordenone senza però avere le idee sufficientemente chiare. Ecco, in questa ripresa la stessa pressione è valsa 3 reti.
Si conclude intanto il time out chiamato da Mr. Vatin, che sicuramente non sta gioendo per questo parziale dopo il 4-2 della prima frazione. (13:08) al termine di questo incontro. Al Pordenone ora a rincorrere. Vediamo intanto Morson, ora ci prova De Betio dalla distanza con un tentativo che era a metà fra un tentativo vero e proprio e un modo per liberare la propria metà campo. Vediamo ora il rilancio di Vascello che cerca ancora la via lunga, questa cosa più a parabola per Bortolin, Di Nuca, De Betio. Non c'è nessun giocatore nero-verde però ad alimentare l'azione. Si riparte sempre da Vascello, sempre una sfera lunga, sempre la cerca di Bortolin, sempre De Betio a ribattere. Nunzi quindi per De Betio che cerca De Felice, l'autore di 3 delle reti del Real Fabbrica di Roma finora. Real Fabbrica che qui sbaglia invece l'impostazione con De Betio. Tutto ribaltato dopo la prima frazione, quindi qua al Palaflora. Per chi si fosse sintonizzato solamente ora, il Pordenone aveva concluso la prima frazione in vantaggio per 4 reti a 2, mentre ora a condurre il Real Fabbrica di Roma. Ora il fallo qui ravvisato di Nunzi su Stendler. Stendler proprio lui ora in possesso, scarica su Gergeli. Gergeli per Bortolin che è contrastato da Betio, il suo tentativo, quindi riparte dalla Fabbrica. Ora un fallo. Bortolin a commetterlo, non capiamo se è stato fischiato un fallo o se semplicemente si è fermato il gioco. No, è stato fischiato un fallo. Vediamo ora se il tabellone cambia, quindi secondo fallo per il Pordenone, confermiamo. Secondo fallo per il Pordenone che nella prima frazione ne aveva infilati 5 quando mancavano ancora 8 minuti e 28, concedendo il sesto a 20 secondi dal termine della prima frazione. Sesto fallo coinciso poi con il tiro libero trasformato da De Felice, che lì ha aperto la propria giornata di grazia, culminata ora con una doppietta sempre su assist di Stentella, che è valsa il ribaltamento dell'incontro dopo l'iniziale diagonale di De Betio a 2:13. Stendler per Gergely, ancora Stendler, cerca Koren sul lato opposto, siamo bassi però col baricentro il Pordenone cerca di alzarlo, anticipato Gergely. Koren perde secondi, poi lancia, sbagliata la rimessa proprio su Stentella, ma è Koren a recuperare la sfera e a farla filtrare in avanti poi. Quindi Bortolin decide di affidarsi a Vascello, lungo per Koren. Quindi qui era stato bravo Gergely a recuperare la sfera, in scivolata però è arrivato Nunzi a contrastarlo. Nunzi che rimedia la seconda ammonizione fra le file del Real Fabbrica di Roma. 8:36. Operazione di asciugatura del parquet. Koren proverà lui a battere dalla distanza dopo aver già nella prima frazione fatto male a Relandini. Diverso l'esito in questo caso, palla a lato del secondo palo. Sarà lo stesso Relandini a battere la rimessa rasoterra per De Felice, quindi l'imbucata tentativa almeno per Sbarra,
non si capiscono benissimo i difensori del Pordenone. Qui recupera Vascello però, che ancora rilancia in avanti lungo Bortolin, che però non aggancia. Quindi ancora in questo continuo, possiamo dire cost to cost, sarà Relandini a rimettere. Nunzi qui non si intende bene con i propri compagni, Bortolin ribatte fuori. Sarà Eredia a rimettere in gioco, quindi ancora Vascello. C'è lavoro per il nostro cameraman che passa da una parte all'altra di continuo, perché i portieri sono quelli più impegnati in questo momento qua nei rilanci. Eredia per De Bettio, che però era a terra, non ce l'ha fatta a raggiungere la sfera. Koren cerca lungo, Stendler che sicuramente è abituato a controllare la sfera, quindi Minatel che riparte proprio da Koren. Koren contro Nunzi, cerca il rasoterra, Stendler che prova a girarsi, lo fa, smorzato però, un po' strozzato il suo destro, fuori della porta di Relandini. Ancora Pordenone in possesso qui, Minatel cerca il proprio estremo, Vascello, capitano che allarga le braccia senza soluzioni, quindi ancora lungo per Koren. In questo caso qua servono i pugni di Relandini per anticipare il tentativo di incornata del numero 9 sloveno. Rimessa quindi per Gergely. Koren in possesso, prova l'accelerazione, trova il tallone di Eredia a deviare in corner. Canovaccio dell'incontro completamente ribaltato. Fino a pochi minuti fa avevamo un Pordenone in controllo contro un Real Fabbrica di Roma alla ricerca della rete. Ora invece, dopo questo inizio di frazione che proprio ora volge al giro di boa, la situazione è completamente inversa. È il Pordenone che rincorre e che cerca di vibrare l'affondo per il pareggio, senza per il momento grandissimi pericoli. Piuttosto inoperoso in realtà in questa seconda frazione Relandini, se non per l'ordinaria amministrazione. Ora attenzione, ecco, l'avevamo appena detto. Il tentativo qui di Minatel, bravissimo Relandini a chiuderlo da distanza ravvicinata. Un gran riflesso del numero 22, classe 2001 del Real Fabbrica di Roma. Ora arriva anche il pareggio, lo stesso Minatel che poco fa non ce l'aveva fatta a superare Relandini, ora riesce di prepotenza a correggere in rete questo pallone di Stendler. Nuovamente parità quindi al Palaflora, poco oltre la metà frazione, siamo a 10:29. Minatel è riuscito, irrompendo in area, proprio sugli sviluppi di un corner che lui stesso aveva procurato con un tentativo su cui Relandini è stato abilissimo. Ecco il 5-5. Quindi dicevamo il parziale di questo pirotecnico incontro, e seconda marcatura per Minatel in questa partita, dopo quella che aveva aperto proprio l'incontro. Quindi la prima e la 10ª marcatura sono sue. Grandi emozioni in questo inizio di Serie A2 Elite, che per il pubblico neutrale certamente non poteva iniziare meglio. Per il pubblico delle parti vedremo invece come andrà a finire. Ora chiamano il fallo tifosi e giocatori del Pordenone, arriva invece quello proprio dei neroverdi, con Bortolin che ha messo a sedere Triglia.
Si scaldano gli animi in tribuna quando mancano 8:46 al termine dell'incontro. Abbastanza naturale come cosa. Adesso una manata, vediamo cosa viene fuori. Giallo per Stentella. Grandi proteste da parte del Pordenone in questo caso qua, su questo scontro fra Stentella e Bortolin. Vediamo cosa si dicono i due arbitri. De Sia ha estratto il giallo, vediamo se il primo arbitro, Frau, è andato a dire qualcosa. Vediamo che protesta Bortolin e in effetti si sincera la terna arbitrale. Rosso per Stentella. Era stato evidente lo scontro, restava da accertare la volontarietà o meno. Hanno propeso a questo punto gli arbitri a questo punto per la volontarietà per Stentella, che era prima stato ammonito e alla fine quindi espulso. Dunque 8:46 fino a 6:46 il Real Fabrica giocherà con un uomo in meno per l'espulsione di Stentella. Occasione quindi per il Pordenone di vibrare un'offensiva in 4 contro 3, chiaramente parlando solo dei giocatori di movimento. Ricordiamo 2 minuti con l'uomo in meno per la squadra che ha subito l'espulsione, parità che sarebbe tuttavia immediatamente ripristinata qualora dovesse appunto il Pordenone pervenire a una marcatura. (8:46) ancora da giocare fino a 6:46, salvo appunto una marcatura del Pordenone. Il Real Fabrica di Roma giocherà in 4 uomini. Protesta ancora il Real Fabrica di Roma, non gli è andato giù il cambio di decisioni da parte dell'arbitro, o meglio da parte della terna. Abbiamo visto un giallo senza remore da parte del secondo arbitro Andrea Dessi di Oristano, dopodiché un consulto fra Andrea Frau e Luca Finotti, il cronometrista di Rovigo, ha portato alla decisione che ha sanzionato con il cartellino rosso il numero 21 Davide Stentella, che in precedenza si era fatto notare unicamente per aspetti positivi, avendo servito per 2 volte l'assist a De Felice che aveva ribaltato l'incontro. Vediamo ancora proteste sulla panchina della Fabbrica di Roma. Per una decisione che prima ha fatto arrabbiare il Pordenone e ora sta facendo arrabbiare il Real Fabrica. Si può ripartire, quindi Koren per Minatel. Vediamo il Pordenone in avanti alla ricerca del gol, del nuovo vantaggio che arriva dopo soli 7 secondi di superiorità numerica, e ancora Minatel su appoggio di Bortolin a vibrare il colpo che riporta avanti il Pordenone. Quindi ripristinata subito la parità numerica. Nel male per il Real Fabrica di Roma, se non altro il bene di non dover resistere troppo a lungo. Sappiamo benissimo che la beffa peggiore quando c'è un'espulsione nel calcio a 5 la sia quando il gol della squadra in superiorità numerica arriva praticamente allo scadere dei 2 minuti. Qui il gol è arrivato dopo soli 7 minuti di superiorità numerica, quindi invece che a 6:46 invece che a 13:14 la superiorità numerica è finita già a 11:21. Ora ancora Pordenone in avanti, di certo la
l'espulsione di, lo ripetiamo poco fa, di Stentella non ha giovato alla lucidità che il Real Fabrica aveva trovato prima, soprattutto in questo avvio di ripresa, con una partenza micidiale che aveva messo al tappeto il Pordenone, sorpreso colpevolmente. Lo ripetiamo, il primo tempo è finito 4-2 per il Pordenone, quindi il Real Fabrica è riuscito a portarsi sul 5-4, poi una doppietta di Martinel che raggiunge quindi nel numero di marcatori di giornata. De Felice ha ripristinato il vantaggio del Pordenone. Ora non si intende della Bianca con Bortolin. 7,50 ancora da giocare, 4 falli del Real Fabrica di Roma, 3 quelli invece del Pordenone. Eredia sul pallone, vediamo che soluzione cercherà il Real Fabrica adesso per rimettere a posto le idee. E di nuovo in parità numerica, quindi ha tutto il tempo per pensare, organizzarsi e vibrare l'offensiva. Vedremo invece se il Pordenone si farà cogliere impreparato come ad inizio frazione. Intanto qui un fallo su Triglia, pareggiata quindi la conta dei falli, 4-4. Si lamenta Bortolin, chiede, era uno spalla contro spalla, dice irremovibile Dessi. Il fischietto di Oristano. Sul pallone Sbarra per il Real Fabrica. De Bettio, l'autore del gol che aveva aperto la rimonta a inizio ripresa, quindi Sbarra, ancora lui, scappa a Bortolin, anche a Minatel che lo stende. Minatel è l'autore delle 2 reti che hanno riportato avanti il Pordenone. Ora si vede sventolare il cartellino giallo, che coincide peraltro con il quinto fallo del Pordenone. 8,28 nella prima frazione, i minuti che restavano dopo il quinto fallo del Pordenone. 7,25 ora, un passo avanti in ottica di disciplinare per il Pordenone, ma non abbastanza per non dover soffrire. Lo ripetiamo, nella prima frazione il quinto fallo del Pordenone è arrivato a 19,40, quindi a 20 secondi dal termine, ed è valso a De Felice il gol del 4-2. Ora di certo il Pordenone si augura un epilogo diverso per questa seconda frazione, ma il rischio si concretizza subito con questa autorete di Della Bianca. Quindi nuovamente parità in questa partita che non accenna a un attimo di requie e che sicuramente sta dando molto da fare a noi che ve la stiamo raccontando. Non c'è tempo di aggiornare il tabellino con ammonizioni, falli e marcatori, che succede qualcosa. In questo caso un'autorete. Abbiamo avuto un rigore, un tiro libero, un'espulsione e ora pure un'autorete qui in questa partita. Non ci stiamo facendo mancare esattamente nulla. Ora un fallo segnalato al Pordenone. Che ora appunto dovrà subire un tiro libero. Dalla battuta lo specialista Simone De Felice, classe 2003, ha già fatto parlare di sé
sul piano del tabellino con 3 reti, la prima su tiro libero, ancora una rincorsa lunga, è partito, vediamo ora, Vascello resta fra i pali ed è palo. Si rimane sul 6-6, ma ricordiamo che ogni ulteriore fallo del Pordenone in questo caso qua porterà a un tiro libero. Ora vediamo ancora il Real Fabbrica in avanti, esce in qualche modo il Pordenone. De Bettio alla rimessa, quindi il numero 7 sbarra, contrastato regolarmente secondo l'arbitro, rimane a terra intanto Koren, mentre avanza il Pordenone con Bortolin che aspetta che si rialzi il compagno, mette fuori perché stava raggiungendo De Felice, che evidentemente pensava che Koren fosse a posto. In realtà il numero 7 del Pordenone ha aspettato il cambio. Restituita la sfera. Manovra era il Fabbrica con Sbarra che perde la sfera su Bortolin. Vediamo cosa... Fallo di Sbarra. Era un po' imprevedibile la situazione, visto che Sbarra era a terra, poteva starci un fischio da entrambe le parti. Invece arriva il quinto fallo anche del Real Fabbrica di Roma. Gli era scappato Bortolin a Sbarra. Quindi quinto fallo anche il Real Fabbrica, dovrà stare attento adesso. 5-6 i falli, 6-6 invece il parziale. Vediamo se ora Della Bianca, che si incarica della battuta, cercherà la soluzione verso la porta di Relandini o se invece cercherà un appoggio. Parte la botta, deve alzarla Relandini. Pallone piuttosto insidioso, seppur non particolarmente forte, smanaccia quanto basta per evitare ulteriori problemi il numero 22 del Real Fabbrica. Corner quindi di Gergeli per Bortolin, che prova a tagliare l'area con questo tentativo a mezza altezza, non capisce le sue intenzioni Stendler. Si ripartirà da una rimessa laterale. Ora Gergeli contro il numero 15 contro De Bettio, lo mette a sedere ma c'è la difesa a sopraggiungere. Ora oppone il corpo e Redia. Si scaldano gli animi, si lamenta Stender, voleva una rimessa in questo caso qua, e dello stesso avviso Bortolin. Riparte però il Real Fabbrica, non deve distrarsi il Pordenone, lo ha già fatto all'inizio di questa frazione. Ora Gergeli prova a cavalcare sulla destra, c'è una leggera spinta di De Bettio, regolare, nei limiti della regolarità per Andrea Dessi di Oristano. Ora il time out chiamato da parte proprio del Real Fabbrica di Roma. Rifiatano le squadre, rifiatiamo anche noi, parziale di 6-6. Ci vorrà tutto il post partita probabilmente dopo per riepilogare i marcatori. Nel frattempo segnaliamo nuovamente la situazione dei falli, 6 quelli del Pordenone, che è già stato graziato da De Felice nel secondo tiro libero di giornata, in questo esattamente a 13:08, ora che siamo a 14:40.
5 anche i falli del Real Fabbrica di Roma, quindi qualsiasi squadra commetterà un fallo d'ora in poi regalerà agli avversari un fallo, non di seconda ovviamente, regalerà agli avversari un tiro libero. 4-2, lo ricordiamo ancora una volta, il parziale della prima frazione in favore del Pordenone, che era partito in sordina chiudendo in vantaggio la prima frazione, poi il ritorno in avvio di ripresa micidiale del Real Fabbrica che si è portato sul 5-4, poi il Pordenone a ribaltare nuovamente l'incontro 6-5 con una doppietta di Martinelli, e infine poco fa l'autorete di Della Bianca a ripristinare il 6-6, la parità con il 6-6. Ora retrocede il Real Fabbrica, qualche difficoltà per Relandini sulla pressione di Gurgeli, rilancia quel numero 1 per De Felice, quindi il numero 9 Nunzi pressato da Koren oltre che da Della Bianca, quindi Heredia, De Bettio, De Felice che cerca in avanti, Heredia non lo trova invece Della Bianca la sfera, in questo caso Minatel, ancora Della Bianca per Koren pressato dal numero 9 Nunzi, quindi il lancio lungo di Vascello, De Bettio in corna e libera, contrastato da Della Bianca, interrompe il gioco l'arbitro Andrea Dessi di Oristano, il secondo arbitro. Un contrasto diciamo tra Della Bianca e De Bettio, in questo caso piuttosto, potremmo dire, maschio. Si rialza il numero 15. Vediamo come si riprenderà. L'arbitro Dessi ha interrotto il gioco. Si scodella, quindi Frau, vediamo l'arbitro di Carbonia a scodellare. Quindi Heredia che riprende la sfera, De Felice cerca in avanti il numero 9 Nunzi, che non riesce a fare niente di più che toccarla e farla finire poi a Vascello. Quindi Gurgeli termina l'offensiva, in questo caso Minatel gli scappa alle spalle Della Bianca, appoggia invece Koren sulla sinistra, Koren contro Heredia, Koren finta il tiro ancora contro Heredia che riesce a irretirlo depositando la sfera in fallo laterale. Sarà lo stesso Koren a rimettere in gioco quando mancano 4:15 al termine di questo incontro particolarmente concitato. Minatel rimette per Gurgeli che tiene la sfera, si butta a terra De Felice, Nunzi pardon, sembrava un mezzo coccodrillo, in realtà poi Gurgeli ha tenuto, si è girato, palla deviata, corner di Minatel, all'indietro per Della Bianca, era perfetto a centrare la conclusione del numero 5, che poi adesso si scontra con Nunzi rimane a terra, si rialza perché il possesso ce l'hanno i suoi, ancora il Pordenone, libera l'area, o meglio la propria tre quarti, Koren, De Felice imposta, anticipa Koren, quindi Minatel, Gurgeli, all'indietro per Koren, chiama palla Della Bianca sulla sinistra, temporeggia invece Koren contro Heredia, ancora Koren, finta il tiro, poi si porta sul sinistro, si riparte da Della Bianca all'indietro per Vascello, può toccarla perché l'azione è stata intercettata, quindi lungo Vascello verso Gurgeli che stoppa con un braccio, se ne avvedono gli arbitri. Gurgeli che è già ammonito, difatti sono piuttosto vibranti le proteste del Real Fabbrica di Roma. Sostiene di aver toccato con la spalla Gurgeli e invece commette il 7° fallo del Pordenone e quindi si riapre la tensione fra Vascello e De Felice, una tensione che per il momento è alla pari fra i due contendenti. Un gol di De Felice, un palo forse con deviazione di Vascello nella seconda soluzione. Vediamo ora la terza, riparte De Felice, palo ancora, non è entrata in questo caso. Siamo stati abituati da questa postazione lo scorso anno a gol fantasma
in questo caso qua nuovamente il palo, quindi potremmo dire che in realtà in vantaggio nella conta di questi tiri liberi non è tanto Vascello quanto piuttosto il palo. Poi da questa postazione è difficile giudicare se c'è stato un tocco o meno dell'estremo, non ce ne stupiremmo. In ogni caso la bilancia ora pende a sfavore di De Felice, che comunque ha condotto una partita superlativa infilando ben 3 reti. Riparte il Pordenone, mancano 3:10 al termine della prima frazione. Ora Heredia litiga un po' col pallone che arriva a Stendler, raddoppiato da Nunzi. Ora Grgele per Minatelle, contro 2 uomini, si gira, riesce, no, incespica sul pallone, proprio sul più bello. Ora chiama il fallo nuovamente il Real Fabrica. Ora invece il Pordenone a protestare per un presunto mani di Heredia che resta a terra. Evidentemente nel rimbalzo è rimasto colpito anche al volto. 2 uomini del Real Fabrica a terra, sono Nunzi e Heredia. Protestano entrambe le formazioni. Il Pordenone chiama un fallo di mano da parte di Heredia, che comunque tocca fuori dall'area, quindi la massima punizione non sarebbe stata concedibile. Mentre Nunzi chiama una spinta di Grgeli. Vediamo entrambi gli arbitri in questo momento impegnati a rendere conto del proprio operato a parti avverse. Ammonito intanto l'allenatore Luca Lucchetti del Real Fabrica di Roma. (2:40 al termine, gara che potrebbe concludersi con qualsiasi risultato. Abbiamo visto che si è ribaltata più volte. Riparte Real Fabrica, De Felice prova a sfuggire a Stender, ce la fa, ma manda in avanti un pallone su cui non c'è nessun giocatore in maglia ospite. Minatel per Bortolin dalla rimessa. Bortolin palla al piede, avanza centralmente a Heredia davanti, appoggia sulla sinistra Stendler. Stendler contro Nunzi, Stendler per Minatel. Minatel che perde la sfera su De Betio, che poi avanza. È bravo qui Vascello a anticipare il numero 15. Visibilmente stanco, ha dato tanto in questa partita il numero 15. Ha dato tanto mettendo anche a segno, lo ribadiamo, la rete che ha dato il là alla rimonta del Real Fabrica di Roma. Tanto minutaggio per il numero 3 e il numero 15 della Fabbrica di Roma, quindi De Felice e De Betio. Ora Vascello in avanti per Grgeli che tiene la sfera, non c'è nessuno però in maglia nero-verde, subisce il raddoppio anche di Heredia, lo perde. Ora la palla c'è la Nunzi che allarga sulla destra per nessuno, forse per il secondo fischietto che in maglia azzurra cromaticamente poteva assomigliare a un compagno. Ora Koren contro De Felice, temporeggia Koren, non ha motivo di accelerare quando mancano 1:45 al termine, 1:44. Minatel per Grgeli che sbaglia un po' il colpo di tacco, ma tiene la sfera sul fondo di Heredia, cerca il fallo, non lo trova invece però Minatel che scarica su Koren contro De Felice, lo stesso tenzone di poco fa, si allarga Koren, prova la conclusione, ribattuta dallo stesso De Felice con il piede, chiama un attimo di riposo De Felice. Crampi per lui, che abbiamo detto si è speso tantissimo, ha sì sbagliato 2 tiri liberi ma uno l'ha messo dentro e soprattutto ha segnato altre 2 volte. Il 50% dell'apporto offensivo del Real Fabrica di Roma quest'oggi è dovuto a lui. 1:24 al termine, 7 falli per il Pordenone, 5 per il Real Fabrica. 6-6 il parziale in questa ripresa che ha visto accadere tutto e il contrario di tutto. Rimonte contro rimonte, espulsioni,
rigori, tiri liberi, proteste bipartisan. Ghergeli, Koren contro Sbarra, cambia il terminale avversario, ecco la botta di Koren su cui Relandini è chiamato ancora una volta a smanacciare. Riparte Real Fabrica dopo questo errore in impostazione del Pordenone. Nunzi in avanti, predica nel deserto, sono solo 3 giocatori in maglia nero-verde, 4 con Vascello. Ancora Koren sulla sinistra, palla in avanti per Ghergeli che è chiamato alla girata. Troppo lungo il pallone. 53 secondi alla conclusione di questa partita. Minatel che consegna la sfera a Real Fabrica. Nunzi ora contro Bortolin, indietro per Sbarra, quindi si riparte da De Betio, il centrale, che lancia in avanti Sbarra. Un tocco forse con la mano, con la spalla, regolare per l'arbitro. Protesta Bortolin, sarà rimessa per lo stesso Sbarra. 37 secondi al termine di questa partita. Ecco, Sbarra al centro, anzi all'indietro per De Betio, che avanza nell'1 contro 1 con Ghergeli, poi dopo un rimpallo lo sfavorisce, rifiata quindi il Pordenone, palla in avanti per Ghergeli, De Betio su Minatel, anche qui un rimpallo, la sfera è ospite. 28 secondi alla sirena. Palla del Real Fabrica, Relandini in avanti, non c'è nessuno, fallo laterale. Se ne incarica Minatel, vediamo cosa cercherà di fare il Pordenone, se proverà a vibrare un ultimo colpo, se invece si accontenterà di questo pari. Girata di Bortolin, Minatel, 15 secondi al termine, conclude Bortolin addosso a De Betio. Mancano 13 secondi e 6 decimi. Minatel per Koren, c'è spazio per un'ultima conclusione, 10 secondi, avanza Koren, si allarga, finta, conclude, fuori di poco dal primo palo. 5 secondi, abbiamo visto partite cambiare in meno, vedremo se sarà anche questo il caso. Attenzione, fischia l'arbitro, pallone in movimento probabilmente. Adesso vedremo se Relandini rilancerà a lungo la ricerca di un tentativo finale in questi 5 secondi che restano, che separano le due squadre dalla sirena. Ecco, decide invece di far sfilare. Si prolunga quindi l'imbattibilità del Real Fabrica di Roma, che comincia la propria avventura in A2 Elite con un pareggio per 6-6 in una gara che ci ha fatto vibrare di emozioni. Comincia dunque con un pareggio, quindi anche il cammino del Pordenone, che dopo il 6° posto della passata stagione riparte con un punto in una gara che si era messa molto bene, salvo poi mettersi molto male e quindi essere recuperata. Se dobbiamo dare un giudizio obiettivo, sicuramente un risultato che premia il coraggio di entrambe le squadre e che senza dubbio possiamo dire essere quello che il più giusto, ecco, rispetto a quanto emerso. Saluti finali, noi intanto ricapitoliamo le reti. Perdonateci se faremo un po' fatica perché 12 marcature incrociatesi peraltro non sono le più semplici. Ricordiamo l'avvio positivo del Real Fabrica per quanto riguarda il gioco, non per quanto riguarda il parziale, che invece vede il Pordenone infilare 3 reti con Minatel a 1,53, con Bortolin a 6,36 e 12,52, la seconda su rigore. Quindi prova a suonare la carica Triglia a 14,10, ma è nuovamente il Pordenone con Koren a 19,05 a siglare il poker. Dopodiché i 5 falli del Pordenone diventano 6 a 19,40 e allora De Felice ne approfitta per chiudere sul 4-2 la prima frazione e la rete che suona alla carica poi nella ripresa, quando De Betio a 2,13 riporta il divario ai minimi termini e De Felice a 5,23 6,49 riesce addirittura a ribaltare la contesa. Quindi nuovamente Minatel a 10,29 e 11,21 a controbilanciare l'incontro, riportando avanti il Pordenone. Nel frattempo c'era stata a fare una rete l'altra di Minatel l'espulsione di Stentella,
la discussa espulsione di Stentella, con gli arbitri che più volte sono stati a sincerarsi l'un l'altro, e a quel punto a 12:38 l'autorità della Bianca fissare il 6-6, un 6-6 che poi dopo non si muove più per ben 7 minuti e 22 secondi. È stata una partita sicuramente concitata, vi ringraziamo per averla vissuta con noi. Da Stefano Crocicchia un saluto e un augurio di buon futsal per il proseguo di questa stagione.